La droga non si vince con la droga. La droga è un male e con il male non ci possono essere cedimenti o compromessi. Pensare di poter ridurre il danno consentendo l'uso dei psicofarmaci a quelle persone che continuano a usare droga non risolve affatto il problema. Le legalizzazioni delle cosiddette droghe leggere, anche parziali, oltre ad essere quantomeno discutibili sul piano legislativo, non producono gli effetti che si erano prefisse. Le droghe sostitutive, poi, non sono una terapia sufficiente, ma un modo velato di arrendersi al fenomeno. Intendo ribadire quanto già detto in altre occasioni. No ad ogni tipo di droga.